Sequestrati 20 kg di droga e arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti due cittadini albanesi già gravati da precedenti, mentre un terzo è ricercato. È il bilancio di un'indagine articolata delle Fiamme Gialle di Vicenza. Lo stupefacente sequestrato, destinato alle zone del centro cittadino, una volta immesso nel mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale un guadagno di 1 milione di euro. Siamo partiti da piccoli fermi su strada, soprattutto nelle zone principali di spaccio di Vicenza, mi riferisco al Campo Marzio, al Quadrilatero, insomma alla zona della stazione. Risalendo un po' la filiera abbiamo individuato alcuni soggetti che secondo noi erano in grado di gestire in quantitativi importanti. Le attività di riscontro ci hanno dato ragione. L'arresto di uno dei due è stato possibile dopo un inseguimento a folle velocità in cui l'auto dei fuggitivi, anziché fermarsi all'alta, ha continuato la fuga in autostrada, saltando le barriere di protezione dello svincolo di Vicenza, imboccando la direzione di Montebello Vicentino, dove il conducente è stato bloccato mentre il passeggero è riuscito a scappare. All'interno del mezzo un borsone con 12 kg tra marijuana e hashish. Da lì la perquisizione di un immobile con i cani antidroga, dal quale erano stati visti uscire i due cittadini albanesi, dove è stato rinvenuto altro stupefacente, 7 kg di cocaina e 1 chilo di marijuana, materiale per il confezionamento e denaro in contanti in euro e franchi svizzeri. All'interno dell'abitazione anche una pistola Beretta risultata rubata. Pertanto è scattato il secondo arresto per traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione di un soggetto albanese titolare dell'immobile, presente durante le perquisizioni, mentre sono ancora in corso le ricerche del terzo soggetto che si è dato alla fuga al termine dell'inseguimento.